Mamma mia, 2002 devi giocare, 2002 devi... Dicevamo... Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e siamo qui oggi per giocare alla 300 con avversari di oltre 2000 punti elo, ovviamente virtuali, sempre su questo sito. Ricordiamo che su questo sito sono un po' pompati, normalmente 100, 150, 200 punti, quindi magari un 2000 e un 1850, chi lo sa, però comunque sono giocatori forti. Vediamo un pochettino di fare un amichevole, crea partita, un minuto amichevole, va bene, contro avversari molto forti. Vediamo come se la caverà la 300 contro avversari di alto calibro. Lo andremo a vedere. 2049 punto di domanda, è forte, non è forte? Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo. Mamma mia, la 300 che si adatta sempre, non so come dire, partita dopo partita, come quei software intelligenti che diventano sempre più intelligenti. Incredibile, incredibile. Io mi meraviglio della creatura disumana che ho creato, veramente qualcosa fuori di testa, ma diversi da loro, cioè è una cosa incredibile. Comunque sia, qui qualcuno perderà la donna, quel qualcuno non sarò io, ma sarai tu, perché sei fuori di testa. È diverso da loro. Ormai è un tormentone. Attenzione. Attenzione, attenzione, come faccio a parlare e cazzeggiare? Intanto me lo sono chiesto tante volte, cercare di pensare, cazzeggiare, parlare, sono doti difficilissime, rarissime e infatti poi perdo la maggior parte delle partite, ma questo è un altro discorso. Amico, amico, tu arrivi qui e ora perdo questo pedone. Niente, meglio così, l'importante è so come dire, essere onesti con se stessi, essere onesti per la patria, per il puro divertimento del gioco. Bullet. Attenzione, potrei riuscire a cambiare Todos, sarei molto felice, ma diverso da loro. E a questo punto interviene il mio re, con una cattiveria inaudita. Con una cattiveria inaudita, eccolo, orco Giuda, fuck. Con una cattiveria inaudita, non ce la faccio a dire inaudita, ragazzi. È proprio più forte di me, non ce la faccio a dirlo. Inaudita, inaudita, inaudita. Mannaggia, 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 mannaggia. Oh! Raga, ma ha fregato la 300, ma perché non sono stato troppo veloce? Adesso ci rifacciamo perché ho usato una 300 un po' soft. In realtà la teoria che trovate anche sui libri dice che la 300 bisogna spingere tutti i pedoni di uno. Eccolo, eccolo, eccolo. Contro un 2002, attenzione, contro un 2002. Vediamo come se la caverà contro la 300. Ho paura che questo mi faccia qualche mossa strana adesso perché ha capito che sto spingendo tutti i pedoni in modo abbastanza casuale. Sta cercando di punirmi, guardate come ragiona, guardate come adesso muoverà tipo il cavallo qui per far presa su questo niente, facciamo in tempo allora ad arroccare, non più, il mio nome è mai più, chiudiamogli l'alfiere, maledetto, maledetto, ok, adesso abbiamo un problema serio, serissimo. E questo problema si chiama debolezza sulle case chiare. È chiaro? Perché faccio queste battute che non fanno ridere? Però abbiamo 10 secondi in più, ragazzi. 10 secondi in più è un'eternità. E attenzione che arriva il doppio. Eccolo! Mamma mia la 300, mamma mia la 300. È incredibile, è incredibile. È inarrestabile, non so come dire. Cioè voi cercate di dare una giustificazione a questa difesa, ma è inarrestabile. È inarrestabile. Questo cavallo cosa farà? Ah, adesso io catturo qui, tu ci speravi che ci andassi con la donna. Tu in teoria sei inchiodato, non puoi muoverti. Anch'io sono inchiodato. È una gara chi è più inchiodato.
Va bene, va bene. Attenzione, attenzione, attenzione la 300. Attenzione la 300. Attenzione la 300. Mamma mia, mamma mia. 2002 devi, care, 2002 devi. Dicevamo, qui esce poi fuori tutto. Tutta non so aiutatemi a trovare un aggettivo. Tutto il. Mamma mia, ragazzi, se volete battere i 2002, soprattutto se volete battere Nathaniel, questo è da analizzare. Analizzare il 2002 proprio così, così, così. Chiediamo un'analisi al computer, vediamo quante cappellate abbiamo fatto sia che lui, ma credo più lui. Mamma mia, Nathaniel, orco Giuda, 5 imprecisioni, 4 errori, 5 errori gravi. Così è il bollettino di guerra, 4 imprecisioni lui, 3 errori e 8 errori gravi lui. Ma va bene, adesso ce l'andiamo a vedere, rivediamocela tutta da for the inizio. Guardate qui la difesa 300 come inizia ad armonizzarsi. Guardate, punto di domanda, punto esclamativo. Fa niente, fa parte di una strategia. Ci creiamo da soli attacchi a raggi X. Fa tutto parte, ragazzi. Poi voi pensate che sia tutto casuale. Qui probabilmente bisognava catturare. Io ho fatto il figo, ma poi l'ho pagata cara, perché lui è riuscito a spingere qui, ma questo cavallo subito ha riaperto la diagonale di questo alfiere, quindi è tutto pronto. La posizione si è rimpiattita, come vedete, in più 0.3. A questo punto l'alfiere l'ho fatto uscire qui a caso, infatti nella mossa dopo l'ho fatto ritornare subito, perché l'alfiere ha un compito importantissimo di proteggerli, infatti perdiamo tempi così a caso. Ho cercato ora di andare a prendermi un po' di possesso sulle case chiare, dato che abbiamo debolezze sulle case chiare. Questo cavallo, questo horse molto forte. Ok, qui invece che cosa devo giocare? Cavallo H7? Cavallo H7. Bella, cavallo H7. Attacco qui, molto interessante. Vabbè, non era facile da vedere un minuto. E invece gioca questa che sembra buona, ma dopo il cambio. E qui che cosa devo giocare invece? G5 subito. L'ho giocata dopo e mi ha fatto guadagnare un pezzo, quindi ho ragione io, computer. Donna qui andava fatto G5 subito. Guardate come, meno male che lui mi dà la possibilità, la gioco e alla fine perde il pesos. E a questo punto il mio scopo era quello di semplificare la posizione. Questa mossa dice che è interessante. Questo è un grave errore. Difesa veramente passiva. Torre. Va bene. Chiaramente qui se andavo di donna c'era questa. Perdevo la donna. Quindi questa. E su torre 1. Attenzione, c'era il matto. Torre 1. Madonna, che figata. Scacco, un sacrificio su. Ma ragazzi, perché ci sono queste cose bellissime sulla scacchiera? Chi è che li ha inventati gli scacchi? Comunque, qui ho giocato questa, lui ha catturato, c'era ancora torre 1, questa volta era un pochettino più visibile in effetti, mi sono accontentato di questa. Cattura, beh, semplificazioni, eccetera. Bene ragazzi, quindi se volete anche voi vincere, ragazzi, difesa 300 associata al pre-move e un po' di cervello. Alla prossima! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!